Esordio nel massimo campionato regionale calabrese a Longhi Bovetto di Reggio Calabria. La Reggio Mediterranea di mister Ianni ospita il Città di Agri, compagine Regina, che ha superato il primo triangolare di coppa avendo la meglio del San Giorgio e della Ravagnese. Si schiera con un consueto 4-3-3 di fronte a Morabito, Spazio, Falzia, Barnowski, Cordova e Polimeni. In mediana Ballerini, Terzini e Verducci. Tridente composto da Puntoriere, D'Amico e Salvador. Passiamo al film di questa sfida grazie all'immagine a cura di Micco Giacobello. Total Orange per la Reggio Mediterranea, che al quarto parte fortissimo con il lancio parabolico di Cordova per Salvador, che scappa al diretto marcatore, mette dentro per Puntoriere che si muove alla rete del vantaggio al 20°. Buon giro palla orizzontale da parte della Reggio Med che libera al cross. Salvador rientra sul destro, palla per Verducci che da buona posizione manca il bersaglio grosso. Sono le prove generali del vantaggio che arriverà al 25°. Polimeni per Salvador, mette sul secondo palo, ci prova Puntoriere in una prima occasione, poi corregge la sua volée e porta in vantaggio la Reggio Mediterranea. Trova l'incrocio dei pali Giulio Puntoriere per il vantaggio degli uomini di mister Ianni, che qui stanno letteralmente azzannando la partita. 26°, ancora Salvador, dopo un batti e ribatti arriva D'Amico, calcia botta sicura ma trova un salvataggio sulla linea da parte di Arena. Sempre solo Reggio Mediterranea in campo. Ultima emozione della prima frazione di gioco con Puntoriere che trova tra le linee Verducci. Verducci rientra sul mancino, il suo piede preferito all'ingresso in area, prova il sinistro a giro che termina largo sul fondo. Termina anche la prima frazione di gioco con il duplice fischio del signor Gabriele Iurino di Venosa. Reggio Med in vantaggio grazie alla marcatura al 25° ad opera di Giulio Puntoriere. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Puntoriere che metterà anche lo zampino sul gol del raddoppio. Il cross per Salvador che di testa scavalca Randazzo per il raddoppio della compagine quest'oggi in orange. 2-0 a Longhi Bovetto. È partita in ghiaccio, può allora pescare forze fresche dalla panchina mister Ianni. Dentro Nasuti per Polimeni al minuto 50 e tempo di Costantino in luogo di D'Amico. Al 54° cerca la doppietta personale, un Salvador da 7 in pagella, il suo destro si schianta però sulla trasversale. Minuto 56, dentro anche Amato in luogo di Ballerini. Si metterà subito in mostra il neoentrato con questa bella palla in profondità per Verducci che calcia trovando la risposta da parte di Randazzo. All'ora di gioco dentro Cama per Falzia. 6 minuti più tardi c'è spazio anche per Franzò in luogo di Terzinio. Ancora uno scatenato Salvador sul binario mancino alla sinistra, mette dentro per Franzò con una gran rovesciata. Franzò, seconda traversa di giornata, poi sulla carambola Costantino, miracolo da parte di Randazzo che salva la propria porta e nega la gioia del gol al giovane Costantino. Gol che arriverà al minuto 83 con Barnowski che assiste il compagno di reparto e capitano con Salvo Cordova che iscrive anche il suo cognome nel tabellino dei marcatori. 3-0 che fa gioco, partita, incontro per la Reggio Mediterranea. C'è spazio però per un'ultima occasione ancora con uno scatenato Salvador che ci prova dalla sinistra con un diagonale, lambisce solamente il palo alla sinistra di Randazzo. Termina così a Longhi Bovetto Reggio Mediterranea che fa di un solo boccone il Città di Agri. Prima vittoria in campionato per gli uomini di mister Ianni. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.